Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, così sia. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero, la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, prega per noi che sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La nostra sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Maria concepita senza peccato. Pregate per noi che ricorriamo a voi. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma lasciaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe di Maria, o Maria concepita senza peccato. prega per noi che ricorriamo a te. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero, la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga a noi, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Pregate per noi che ricorriamo a voi. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero, la perdita e il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci condurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato e ringraziato sempre sia Santissimo nome di Gesù, o Maria concepita senza peccato. prega per noi. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre misericordiae,
Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre purissima, Prega per noi. Madre castissima, Prega per noi. Madre sempre Vergine, Prega per noi. Madre Immacolata, Prega per noi. Madre degna d'amore, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine prudentissima, Prega per noi. Vergine degna di onore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio della santità divina, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. causa della nostra letizia, Prega per noi. tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi. dimora tutta consacrata a Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre di Davide, Prega per noi. torre d'avorio, Prega per noi. casa d'oro, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei veri cristiani, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato originale, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del Santo Rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti vedere delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amabilissima Vergine Maria, Deo scelto, senza carità opera immensa pazienza. Stai carità animata senza carità, che esaltata per essere, o purificata
diavoli originali. Sumilitati sagari, si sentono già mamma di Dio, e suprema regna di questo mondo, e tu che fai sacrificare nella terra. Sa pazienza, sagari, superemi in ripugnanza tra i giocatori molti regionali, ed assericata con preziosi costi, impedita argomenti chiari del suo divino vero, che ha fatto a lei un viaggio tanto lungo e penoso. Intanto a lei, in vista davanti dell'eroica virtù, mi meraviglio e mi confondo, e nonostante mi conosca dei suoi occhi differenti, degli universi sveni posto, pur desidero attentamente d'essersi figlia e servitori. Dignanzi tu, questa obiettivissima mamma, colata questa bella e portata cosa, devi visitare il vago mia, e preparita dell'otto sui stragi, ai troppo posto, ed se tu divino posto Gesù. Disponibile al mondo, o si potete aggiunto, che possa ancora essa imitare, ispirare questo esempio della carità, umilità e pazienza nostra.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Carissimi, oggi la Chiesa celebra la solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. Nella nostra comunità oggi noi celebriamo il discendimento del simulacro di Sa Gloriosa, Sa Cabadesa Santa. Preghiamo in questa messa per la grazia di Dio di ascoltare la voce di Dio che ci invita oggi a seguirlo, secondo l'esempio dei Santi Pietro e Paolo, anche l'esempio della nostra Madre Maria Santissima Sa Gloriosa. Carissimi fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, commissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Oh Dio, che alienta la tua Chiesa con la solennità dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e vive e regna con te, l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli atimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura e legati i sandali. E così fece. L'angelo disse: metti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva. Parola di Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione.
Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, oggi noi celebriamo i personaggi più importanti della storia della Chiesa, Santi Pietro e Paolo. Sono tradizionalmente indicati come i due pilastri della Chiesa. La loro fede è una grande testimonianza del discepolato. Attraverso la loro storia di vita capiremo che non importa quanto deboli potremo essere, Dio può trasformarci con uno strumento meraviglioso per compiere la sua missione. Ciò che Dio vuole da noi è la nostra disponibilità, la capacità di dirgli sì
Poi trasformerebbe la nostra debolezza in forza, le nostre tenebre in luce, le nostre paure in coraggio e la nostra capacità in abilità. Sant'Agostino ha detto che il Dio che ci ha creati senza la nostra volontà non può salvarci senza i nostri sforzi. Cioè, anche se Dio vuole per noi il bene, vuole anche la nostra collaborazione. Carissimi, siamo invitati a partecipare e ad impegnarci nella storia, della nostra storia di salvezza. Siamo chiamati a seguire l'esempio dei Santi Pietro e Paolo, che rimasero fedeli nella loro missione anche in tempi difficili, come abbiamo ascoltato oggi nelle letture. Oggi, come comunità, noi celebriamo anche il discernimento del simulacro della nostra amata patrona, Sa Gloriosa. Potremmo chiederci perché stiamo celebrando la festa quest'anno con poche persone all'interno della chiesa, con mascherine, con alcune persone all'esterno e nessuna processione come al solito. Possiamo chiederci queste domande. Per me era molto difficile, è difficile per me restare all'ingresso a dire alla gente la chiesa è piena a causa della distanza di sicurezza. Io sento un po' dolore dentro di me, ma che cosa possiamo fare? È per il bene di tutti. Può essere difficile per noi accettarlo, ma è la realtà, la vita che stiamo vivendo in questo periodo. Carissimi, non dobbiamo lamentarci perché molti paesi hanno celebrato la loro festa a porte chiuse. Invece dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha salvato la vita in questi tempi di prove. Non abbiamo avuto mai un caso nel nostro paese, non abbiamo avuto, ma non abbiamo, e la speranza con l'aiuto della nostra madre che noi non avremo. Dobbiamo ringraziare la nostra Madre, Maria Santissima, Sa Gloriosa, che ci ha protetti con le sue mani amorevoli. Mentre la dia il benvenuto oggi in mezzo a noi, preghiamo affinché possa continuare a proteggerci e intercedere per noi e il mondo intero. Mi sono colpito con l'azione di una signora da Modoro, è venuta a me qui in chiesa venerdì scorso con un regalo per tutti noi. Questa signora mi ha portato questo quadro. Di chi? Di chi? Bravissimo.
Lei lo ha fatto durante lotta. Mi ha detto padre, l'ho fatto durante lotta. Sappiamo che durante lotta era molto difficile per tutti noi. Per tutti noi. Invece di lamentare, piangere, lei lo ha convertito come un momento di preghiera, riflessione, a pensare di noi. Da Mocolo, ma ha pensato di San Gloriosa. Molti di noi abbiamo diverse esperienze con la nostra Madonna, come ci mostra un'esperienza per farci capire che è sempre vicina a noi. Siamo invitati oggi a crescere nella nostra relazione con lei, perché lei sa perfettamente come intercedere per noi. Diciamo alla nostra Madre, benvenuta in mezzo a noi, Divina Mamma Sagrada, Divina Consoladora, Vergine Santa Immacolata, sia tutus liberaus, può essere nostra avvocata, de gracias dispensadora, sed gloriosa intitolata, sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, ricchezza del cielo. O per opera dello Spirito Santo, si è coronato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sottoposto Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le scritture è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli carissimi, animati dalla fede dei santi apostoli Pietro e Paolo, presentiamo a Dio Padre le nostre suppliche. Preghiamo dicendo: accresci Signore la nostra fede. Accresci Signore la nostra fede. Tu che hai chiamato l'umile pescatore di Galilea e ne hai fatto la pietra su cui è fondata la fede della Chiesa, concedi al popolo cristiano la docilità alla tua parola e alla tua volontà. Preghiamo. Accresci Signore la nostra fede. Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunziare ai popoli il mistero della salvezza, manda ancora uomini secondo il tuo cuore
che facciano risplendere la luce del Vangelo ai pagani del nostro tempo. Preghiamo. Tu che chiedi un amore più grande a coloro che chiami a seguirti da vicino, assisti il nostro Papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa perché servano con totale dedizione il popolo affidato alla loro cura. Preghiamo. Tu che rendi partecipi della tua beata passione tutti coloro che hai incorporato a te mediante il battesimo, accetta come offerta pura la sofferenza di tanti nostri fratelli perseguitati a causa del Vangelo. Preghiamo. Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci la gioia di seguirti e di fare della nostra vita una continua donazione e un sacrificio di lode. Preghiamo. Preghiamo. Ricordati, o Padre, della testimonianza degli Apostoli Pietro e Paolo, che mediante l'annuncio del Vangelo ti hanno generato alla vita nuova nel tuo spirito. Confermaci nella fede e guidaci ai pascoli eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia resa a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva questo sacrificio. O Signore, la preghiera dei Santi Apostoli accompagni l'offerta che presentiamo al tuo altare e ci unisca intimamente a te nella celebrazione di questo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inalto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai voluto unire in gioiosa fraternità i due santi apostoli. Pietro, che per il primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea,
che costituì la prima comunità con i giusti di Israele. Il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. Così, con diversi doni, hanno edificato l'unica Chiesa e, associati nella relazione del popolo cristiano, condividono la stessa corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il dolore della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e tutti i nostri cari defunti che si affidano alla tua clemenza, aventi da godere la luce del tuo volto.
di noi tutti, abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santi Pietro e Paolo e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni trovamento della Chiesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati, invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Pietro disse a Gesù: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Gesù rispose: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Preghiamo. Concedi, Signore, alla tua chiesa, che hai nutrito alla messa eucaristica, di perseverare nella frazione del pane e nella dottrina degli apostoli, per formare nel vincolo della tua carità un cuore solo o un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Vorrei fare il ringraziamento ora, dopodiché noi iniziamo con il discernimento. Subito dopo il discernimento noi veniamo come al solito con il saluto alla Madonna, facciamo un chino davanti alla Madonna senza toccarla. Sappiamo questo, non si tocca sacra. E così quest'anno. Dopodiché noi facciamo la benedizione eucaristica, perché non ci sarà la processione. Carissimi, vorrei ringraziare a tutti voi per aver partecipato molto bene in questa cerimonia di discernimento, mantenendo la distanza di sicurezza. Complimenti. Ringrazio soprattutto coloro che sono fuori. Ringrazio tanto il nostro sindaco Mansueto e l'amministrazione comunale per la loro costante collaborazione e sostegno. Grazie. Ringrazio il maresciallo e l'Arma dei Carabinieri per la vostra presenza, come al solito. Ringrazio anche a tutti i gruppi, la confraternita, le prioresse, le suore che abbiamo messo a noi oggi. Grazie per essere venute. Il gruppo di Santa Marta, i lettori e il coro per i vostri impegni. Ringrazio particolarmente Teresio e Gianmario che hanno sistemato l'organo antico che abbiamo qui in chiesa. Si sente come l'hanno usato oggi, che bello. A questo punto vorrei ringraziare il gruppo di Presepe che hanno organizzato tutto con grande attenzione. Hanno lavorato tanto in questo periodo. Si vede come hanno sistemato la piazza della chiesa. Vi ringrazio tanto, complimenti fratelli. Ringraziamo anche i nostri amici, parenti che sono venuti dai paesi vicini. A questo punto diciamo tanti auguri a chi porta il nome Pietro, Piero, Pietrina, Piera, Paolo, Paola, Paoletta, eccetera. Tanti auguri, buona festa a tutti, a Cruzados Menos. Perché ho fatto il ringraziamento ora, perché dopo la benedizione eucaristia non si dice niente. Ora iniziamo con il discernimento. Io invito Teresio per aiutarmi. Teresio.
Sanctum Mego Sacramentum. Ci hai dato, Signore, pane di Gesù da cielo. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nell'ineffabile sacramento dell'Eucaristia sei lasciati morire nella tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per risentire sempre noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo, Paraclito.
Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, il suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi anni.